parlamentari, o meglio dalla Commissione Giustizia del Senato, e hanno fatto sì che anche le associazioni di categoria e i sindacati rompessero gli indugi e dichiarassero una vasta, chiara, netta opposizione a questa legge. Quindi questa battaglia adesso non è più solo nostra, è di tutti quanti. Noi siamo contenti che si moltiplichino le iniziative e gli appelli contro questa legge vergogne, e oggi siamo qui per capirla meglio e chiedere cosa ne pensano i diretti interessati. Allora, con Arturo Di Corinto, al termine della manifestazione No al bavaglio, una sintesi della giornata. Beh, una sintesi è veramente difficile. Nella giornata di mobilitazione contro il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni, molti giuristi, costituzionalisti, editori, giornalisti e intellettuali hanno espresso la contrarietà a una riforma delle intercettazioni che mette il bavaglio alla stampa e le manette alla magistratura. Se questa legge passerà al Senato e poi alla Camera, e se verrà firmata da Napolitano, ci sarà un grave vulnus della democrazia. Questa è la posizione di tutti quelli che sono espressi, dal costituzionalista Gianni Ferrara ad Alessandro Pace, da Stefano Rodotà a Giuseppe Laterza, dal magistrato Giancarlo De Cataldo al segretario dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, da Oliviero Bea a Paolo Flores d'Arcais, fino a Concita De Gregorio e a tanti altri semplici cittadini. Quindi sono tutti quanti contrari, c'è un pezzo enorme di società civile e associazioni di categorie e sindacati che contestano la legittimità di questa legge, l'utilità di questa legge, hanno ribadito in più di uno che non è una legge fatta per tutelare la privacy, ma è una legge fatta per difendere la cricca, e in questo Paese noi non ne abbiamo assolutamente bisogno. Se c'è un senso ultimo di questa giornata è che l'Italia non ne può più di leggi a favore della casta. Qualora questa legge venisse approvata, quali saranno le vostre prossime iniziative? Le prossime iniziative sono l'acquisto di una pagina sul New York Times e sull'Herald Tribune per denunciare l'errore che il governo italiano sta facendo promulgando questa legge. Un'altra iniziativa è una manifestazione di piazza che probabilmente si terrà il 19 giugno a Roma, a Piazza Navona, con un concerto gratuito di alcuni artisti importanti, tra cui Massive Attack, per una notte bianca di protesta contro il decreto sulle intercettazioni. E ogni giorno ci saranno dei sit-in del popolo viola in tutte le città d'Italia per chiedere al governo di ritirare questa legge. Ai cittadini cosa chiedi? Ai cittadini chiediamo di informarsi finché è possibile, di attivarsi, di capire le ragioni di questa legge e soprattutto di andare a firmare la loro contrarietà alla legge sul sito nobavaglio.it. Grazie. Grazie a te.